sono arrivato a Canevino. Canevino è un paesino, l'hanno definito un comune mignon, a 110 abitanti, eppure è molto importante. Prima di tutto a livello geografico, qua dietro proprio a questa montagna c'è la sorgente del Versa e dello Scurapasso, che sono dei torrenti importanti per questa parte dell'Alto Oltrepo. E poi anche qua è molto interessante sempre l'etimologia dei nomi. Da cosa deriva Canevino? Qualcuno dice da Canabinus, cioè luogo in cui si coltiva la canapa. Altri da Can, che in ligure vuol dire giallo, e Ven, che vuol dire appunto valle. La valle gialla, e si riferisce alle ginestre che quando fioriscono danno un colore a questo paesaggio. Fatto sta che qui c'è un segno, c'è la statua del personaggio che ci fa da guida in questo itinerario storico, paesaggistico e agricolo. Sindaco Luigi Chiesa, com'è che avete fatto un monumento a San Colombano? Abbiamo fatto il monumento a San Colombano perché nel 929, passando da queste parti in Valversa, con la traslazione, fece il miracolo del muto e il parroco portò del vino da bere ai portatori, e con questa volontà abbiamo voluto dare riscontro alla nostra viticoltura, alla nostra zona, la Valversa, di questa nostra economia molto importante. Ecco, in questo racconto del sindaco c'è tutto veramente. Allora c'è la santità di Colombano che qui ha fatto un miracolo, ma è legato al fatto che poi hanno offerto del vino, perché Colombano aveva quest'ordine, no? In cui aveva, correggimi se sbaglio, aveva dei monaci che pregavano e altri che lavoravano la terra e insegnavano a quel tempo ai Longobardi a coltivare la terra. Ecco, lui veniva dall'Irlanda, ma passando per la Francia, Luxeuil, sicuramente aveva portato in questa zona la vite. E da lì è rimasta la vocazione della vostra terra qui, soprattutto alla viticoltura. Che vini ci sono qua? I vini sono i vini DOC generali, c'è il Pinot Nero, il Bonarda, il Buttafuoco, il Moscato, il Riesling e tutti i vini DOC della zona. Sembra un rosario, in realtà è l'elenco di tutti i vini tipici qui dell'Oltrepo. Vorrei capirne, saperne e magari assaggiarne di più. Grazie sindaco, proseguo. Grazie, buongiorno. L'esperienza agricola di San Colombano poi naturalmente confluisce nella tradizione benedettina. Certo, va detto che qui la vigna è chiaro che non l'ha portata lui, c'era già al tempo dei Romani e comunque non parliamo soltanto di vigna, di vite e di vino. Per esempio guarda questa bella chiesa, questa è la chiesa di Sant'Alessandro del 1344, rimaneggiata poi nel Settecento, contiene anche dei dipinti del Settecento, restaurata negli anni 30 del secolo scorso, e in particolare hanno restaurato qui la sacrestia, che è un museo del cavatappi. A testimonianza della grande passione per il vino e per tutto quello che ci sta attorno, qua c'è una collezione completa di circa 200 cavatappi di tutte le fogge, cavatappi semplici, cavatappi a farfalla, ad arco, a pistola, a pistolino, a spazzolino, a molla, a lampada di Aladino, a torchio, a ceppo, a maialino, a frate, a trancio di vite, a pantografo e anche a zio Sam. È difficile qua nell'Oltrepo non parlare di vino. Allora ci spostiamo da qui, da Montecalvo Versiggia, andiamo verso Rovescala, che sta verso il Piacentino, e andiamo a vedere una vigna di Bonarda.